Scatman's World. Bella raga, tutti nel commentario iniziare, siamo su AutoGP 17 Fioi. Scusate per l'assenza, ma Fioi, sei state un po' così, è un periodo diciamo dove ho delle priorità diverse, nel senso tra lavoro, amorosa, amici, insomma, e sto mercato del Milan che veniamo da un 4-0 col Bayern Monaco, non mi voglio gasare, però finalmente almeno c'è qualcosa di bello. Però insomma dai, volevo dire che ho comprato il site, che è quello là praticamente per farming, che lo uso molto anche su Fairbus Simulator, direi che è molto bello, se non mi ricordo il nome, è quello site per farming, vabbè, quello là, se non mi ricordo il nome, anche il computerino, quello per andare col pilota automatico, sempre della Sitec, il pannello là, il multipanel, che è fantastico ragazzi, quindi magari presto, mi piacerebbe finita l'estate riprendere un po' con delle dirette con Fairbus e Fly, e la puoi vedere chiaramente perché adesso con FIFA e PES, che li comprerò tutti e due, col Venezia in Serie B, la carriera insomma ci sarà sicuramente con il Venice. Boh raga, andiamo, siamo in pole position, è un premio che amo, speriamo di fare bene, vai! Li ho massacrati in qualifica, voglio vincere anche in gara però. Dopo il successo al Mugello, voglio vincere anche in Spagna ragazzi. Dai ragazzuoli, la moto sta sviluppando bene, non penso di non svilupparla più adesso, c'è l'ultimo sviluppo da fare, che mancano 4 settimane, poi però penso basta, e mi tengo i soldini per la Moto 2 subito, superiamo Scorsese, c'è Miraggio. Dai che non siamo partiti bene, qui in Catalogna, Gran Premio d'Espana. Dai ragazzuoli, dai. E sto Milan, ciao ragazzi. Finalmente una campagna acquisti decente. Non siamo ancora sicuramente ai livelli della Juve, però possiamo giocarcelo al quarto posto quest'anno. Assolutamente. Adesso pensiamo però a MotoGP, raga. Siamo secondi, stiamo guidando abbastanza bene, che sto giocando poco, quindi non riesco proprio a prendere il ritmo giusto. È che Mir, ragazzi, non ne sbaglia una. Come prova un internazzo lodro. Però stiamo girando. Questa è una curva che odio, l'ho presa larga, il Come la prende larga. E mi superano addirittura in due. McChicken. Però è battaglia vera. Il primo giro se ne sta andando, in gara sono più forti, non c'è niente da fare. Che rischio. E qua il Come se li riprende, però Mir è veramente in una fuga senza fine. Primo giro andato. Primo giro completato, qui in Spagna ne restano 2. Vai ragazzuoli, dobbiamo dominare la scena. Dai Come. No? Mamma quanto sto rischiando. Mir non sbaglia niente. Questo purtroppo è un problema. Houston, abbiamo un problema. Qua va un po' largo. Però io sbaglio, troppo interno. Lo devo studiare sto Miraggio. Però siamo migliorati molto la moto, adesso c'è Fioi. La moto finalmente c'è. Purtroppo non vinceremo in ogni caso il mondiale di Moto 3 neanche questa volta, però. Per cercare di superarlo sto rischiando tantissimo, Però Mir è un osso duro. Ecco, ancora niente, sta curva proprio non mi viene in gara. E mi supera Scorsese. Questo errore non ci voleva.
Torniamo secondi, ma Mir è sempre più un miraggio. Scorsese mi risupera. Sbaglio una curva, ma la sbaglio troppo. E in qualifica l'ho fatta anche giusta poi, oltretutto. Sbagliamo anche qua, non bene, no good, no good. No good, insomma prende la scia di Scorsese. Prendiamo la scia di Scorsese, ciao Martin. Giro veloce di Mir. Per poter superare Mir doveva fare un ultimo giro da no fenomeno di più. Però sta curva la prendo bene, ho guadagnato quasi un secondo secondo me in una curva. Se non sbagliavo quella fottutissima curva. Però Mir è forte, ragazzi. Mir vuole vincere il secondo titolo mondiale consecutivo. Siamo una seconda stagione, lo ricordo. Molto good, molto good. Siamo vicini, Fioi, siamo vicini. Questa la prendiamo bene. Ci giochiamo tutto non in questa curva, la prossima. Mamma mia come guida Mir però, ragazzi. Come guida Mir. Incidente per Guevara. Stavolta la prendiamo bene, ma non basta. Troppo forte ancora Mir. Incidente per Sasaki. Dai, cadutina di Mir, dai, niente da fare. Buon secondo posto, però Mir è ancora troppo forte, ma il cume c'è, Molto bene. Yes, second place, forse anche giro record. E giro record di veneziano, in classifica siamo quarti, però a meno 67 da Joan Mir. Fanculo. Ah sì, c'è il podio, c'è la festa, non mi ricordavo. Vaneggi come indiani. Ho sbloccato Olivier Jacquet. Ok. Obiettivo gara di riposizione finale 20 metri dal mio compagno. È una merda secca, lo sappiamo, ne stiamo salendo bene. Vediamo bei soldoni. 47 punti non è impossibile. Giornata di attività, vediamo un attimo. Garage. Avevo 3 settimane per le sospensioni. Cioè, voler fare l'ultimo, proprio c'ho il motore, ma 40 bombe non gliele do neanche se vuoi. Telaio. Ma sì, no, non vale più la pena, sinceramente. Non vale più il pene. Vai, attività. Il corpo. Autografi. Facciamo controllo accelerazione. Facciamo questo. Ok. Va bene. Prossima gara all'università della MotoGP. Ragazzi, Pola anche ad Assen per pochissimo. Mamma mia, stiamo andando veramente bene. Voglio vincere nell'università della MotoGP. Voglio vincere. Sì, finalmente la moto si è svegliata, adesso vedo le differenze, sono incredibili. Adesso siamo una moto iper competitiva. Poi il mio pilota sta salendo di abilità. È mosso cazzi. È mosso cazzi per tutti. Attenzione, Caviale, frenati, 3 italiani nelle prime 3 posizioni, però questa è una cosa bella. Sarà una lotta durissima, ragazzi, sarà una lotta durissima. Caviale supera tutti, Beluga va in testa. Cavialone in testa.
3 italiani nelle prime 3 posizioni. Sarebbe bello finire così, con il Kuma in primo chiaramente, però. Vai l'internazzo, e arriva l'internazzo puro, signori, si sta svegliando Veneziano. E mo son dolori. Se si sveglia il Kuma son dolori. Qua Caviale prova, sarà un bel duello con Caviale. Siamo in testa, ma sarà durissima, ragazzi. Mir si vede poco in questa gara, domina l'Italia per il momento. Ocio. Tanto Cabaret supera Fenati. Mamma mia, questo è durissimo. Mamma mia, qua ho sbagliato io. Siamo ancora primi, ma a fatica. È importantissimo vincere qua ad Assen per dimostrare ormai che Veneziano è completamente rientrato in lotta per qualcosa di bello. Questa curva presa male, ma mi riprendo, mamma mia. Si soffre, bravo Fenati, è bella lotta tra Fenati e Veneziano. Una lotta veramente bella. Vai Kuma, a te. Guarda Cabaret cosa fa, mamma qua mi hanno sverniciato di brutto. Qua sono stato molto sverniciato. Ai. Mir è quinto, Mir intanto, è in ripresa Mir. Mi aspettavo addirittura terzo, però dopo un giro e mezzo molto positivo. Beh, almeno il podio lo voglio. È venuto fuori Cabaret e Caviale. Madonna, Martin è già quarto, fioi. Cioè, scusate, Mir è quinto. Cazzo sto dicendo, fioi, sono andato. Chi se ne frega di Scorsese. Qua devo un po' rischiarla. Qua recupero bene. Piano. Qua vado lungo. Lasciamolo. Andiamo. Sì, non possiamo. Vai, freniamo un attimo, ok. Giro record di Bulega, c'è Martin. Ci sono tutti. Attenzione! Bruttissima caduta! Bruttissima caduta! Mamma mia. Ah, sto prendendo anche il podio, però. Incidente per Fenati. Mir è terzo, incredibile. Mamma mia che incidentone, fioi. Mi dispiace moltissimo per Fenati, allora non potevo fare niente, cioè non volevo assolutamente beccarlo. Il Come ci prova con arroganza. Cazzo, almeno davanti a Mir voglio stare, però. Mir partiva sesto, mi sembra. Voglio il podio, lo pretendo. Beh, l'internazzo. Ma Mir mi rifà. Madonna, anche McPhee, che palle, oh. Speravo nel podio qua ad Assen, invece male. Quanto ne sto su... ho problemi. Addirittura ottavo, non capisco, la moto è crollata. Queste sono le abilità del pilota, purtroppo, che mi inculano in certe gare. Sto provando l'impossibile. Bravo Kuma, almeno quinto siamo arrivati, dai, vabbè. Quinta posizione, non male. Meglio di niente. Giro record di Canet. Vai, punti. Siamo quinti a meno 72. Vabbè, per il mondiale è impossibile.
L'obiettivo però è almeno il terzo posto, ce la possiamo fare se guidiamo bene. Raga, un saluto del comandone veneziano. E vediamo quali attività. Aspetta, vediamo le attività. Corre una gara per sbloccare Neil Hodgson. Ma Neil Hodgson. Bell'uomo, Neil Hodgson. Ok. Dai, che stiamo salendo. C'è qualche attività? Libero. Attività più test. Test. Sessione di test. Mi faccio il test, raga. Faccio il video, faccio questo test e nel prossimo video vediamo se l'ho superato. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!